Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, i servizi educativi si adattano alla pandemia, l'esempio della cooperativa Attiva Lab. Cooperazione Salute, un portale dedicato alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale per la pandemia. Case di riposo, incontro fra le categorie del settore. La cooperativa MTL. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Attiva Lab è una cooperativa sociale che venne fondata nel 2005 e inizialmente nasce come supporto tramite un centro diurno per la disabilità adulta e nel 2006 iniziano le attività di supporto ai disturbi specifici di apprendimento con un doposcuola convenzionato con la nostra famiglia, con l'ospedale Gervasutta e con l'equipe multidisciplinare di Udine. Negli anni le attività si sono svolte, poi ci siamo trovati di fronte a questa situazione di emergenza sanitaria che ha visto inizialmente completamente stravolte tutte le nostre attività nel primo lockdown di un anno fa. Attualmente le nostre attività stanno tutte proseguendo, fortunatamente e forse per necessità le nostre attività non si sono interrotte, per necessità perché il dato di realtà è che noi ci stiamo trovando ad affrontare una situazione di emergenza sanitaria che porta in sé, oltre all'emergenza sanitaria stessa, anche una complessità sempre in aumento legata un po' al malessere che un anno di limitazioni poi stanno portando nei bambini, nei nostri utenti, negli studenti e nelle famiglie stesse. Cosa abbiamo fatto noi come cooperativa per supportare questo? Al di là di piccoli interventi come 2 webinar specifici su come gestire la pandemia e tutto l'aspetto emotivo e la disregolazione emotiva che la pandemia provoca, che abbiamo fatto nel mese di febbraio a supporto dei genitori, poi in realtà il nostro pensiero è stato sempre rivolto alle nostre attività che, rivolgendosi a bisogni educativi speciali, a disturbi specifici di apprendimento, perché i nostri doposcuola vanno dalle scuole elementari fino alle scuole superiori, comprese con laboratorio di studio Super Lab, e poi rivolta anche alla disabilità adulta. Comunque il nostro scopo è sempre stato quello di essere un po' un punto di riferimento e di supporto anche in presenza, perché potendocelo permettere, viste le normative, abbiamo comunque cercato di mantenere il più possibile l'attività in presenza. Ad oggi solo un doposcuola nostro è stato trasformato in attività a distanza, in accordo con il servizio, perché è un doposcuola che noi gestiamo in seguito a un appalto che abbiamo vinto con il Comune di Udine, per cui in accordo con gli istituti scolastici e con l'ambito stesso di Udine è stato deciso di, in questo momento di particolare lockdown, di trasformarlo in attività a distanza, per cui viene offerto 2 ore di supporto individualizzato con un educatore ad ogni bambino partecipante al doposcuola. Le altre nostre attività, soprattutto quelle qua in sede, sono tutte funzionanti in presenza, mantenendo poi tutte quelle che sono le disposizioni di sicurezza, per cui la distanza di sicurezza, l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, per cui le mascherine. I nostri educatori portano un FFP2 per garantire la sicurezza sia in entrata che in uscita, e l'utilizzo anche di una visiera nelle situazioni in cui non si riesce poi a mantenere una distanza di sicurezza tale da essere certi che non ci sia un rischio sanitario. I nostri spazi vengono sanificati quotidianamente tramite un vaporizzatore che sanifica gli ambienti compresa l'aria, oltre poi alla sanificazione delle superfici con cui gli educatori e i bambini entrano in contatto.
Confcooperative è promotrice del progetto nazionale di cooperazione salute, mutua sociosanitaria nazionale di Confcooperative, nel progetto per supportare le cooperative che necessitano di rifornimenti periodici di dispositivi di protezione individuale per effetto della pandemia Covid-19. L'emergenza Covid ha infatti focalizzato la necessità di approvvigionamento continuo dei dispositivi di protezione individuale, quali strumenti per poter continuare a lavorare in sicurezza e rispettare le normative di contrasto alla pandemia. Per sostenere le cooperative che necessitano di rifornimenti periodici, Confcooperative ha affidato il compito a Cooperazione Salute, che garantisce la spedizione in 48 ore su tutto il territorio nazionale. Un portale dedicato è stato realizzato a questo scopo ed è già operativo: www.cooperazionesalute.it/covid-19. Si è tenuto recentemente un importante incontro tra i principali soggetti gestori e portatori di interesse del mondo delle case di riposo regionali. Presidenti e rappresentanti di Federsanità e ANCI FVG, Uneba FVG, Confcooperative Feder Solidarietà, Lega Coop Sociali, AGCI Solidarietà, in rappresentanza di quasi 8.000 posti letto, pari circa l'80% del totale disponibile in regione, hanno concordato di avviare un tavolo di confronto sui temi principali e le criticità della situazione che, a seguito della pandemia, riguarda le strutture residenziali per anziani e i servizi sociosanitari territoriali per le persone anziane. Al centro della discussione anche le notevoli criticità registrate da marzo 2020 ancora in corso, a seguito della pandemia. Dalle criticità finanziarie dei bilanci alle mancate entrate derivanti dai limiti per i nuovi ingressi di anziani nelle case di riposo, dalle strategie anti-Covid nelle case di riposo allo stato di avanzamento delle vaccinazioni. Tra i temi affrontati anche l'individuazione di proposte innovative per il futuro delle strutture e dei servizi per le persone anziane, anche tramite le opportunità offerte dal Recovery Fund, tra cui la residenzialità innovativa per le persone non autosufficienti, forme innovative di domiciliarità, information technology, telemedicina e domotica e il coinvolgimento delle comunità locali. Devo dire che poi tutta questa situazione che ci siamo trovati a vivere ci ha portato anche a delle riflessioni tali per cui ad esempio la didattica a distanza, che viene molto criticata, in realtà ha anche i suoi aspetti positivi, tanto che ad esempio il nostro doposcuola, il nostro laboratorio di studio per le scuole superiori, abbiamo comunque deciso di mantenere una parte in modalità a distanza, perché questo permette poi ai ragazzi in un ambiente più familiare di poter svolgere meglio alcune attività, anche perché si va un po' a ridurre quello che è l'attenzione della riuscita nel compito stando proprio a casa propria, insomma si è un po' più rilassati ed effettivamente si hanno dei risultati migliori. Una particolare attenzione che però noi stiamo mettendo come cooperativa in questo momento in atto è quella rispetto alla dispersione scolastica, perché quello che dicevo all'inizio è che tutta questa situazione che si sta prolungando ormai da un anno abbondante in realtà sta aumentando i livelli di stress in tutti gli studenti. In particolar modo noi lo stiamo vivendo con tutto quello che è la scuola superiore, che fondamentalmente nella didattica a distanza sta andando avanti già da molti più mesi rispetto alle scuole medie e alle scuole elementari, e quindi la fatica sta aumentando e quindi l'importanza di poter essere in presenza, sempre rispettando ovviamente tutte quelle che sono le norme di sicurezza, diventa sempre più fondamentale, e quindi siamo sempre un po' allertati rispetto un po' al benessere che i nostri studenti ci portano qua quando sono qua in presenza con noi, sempre pronti ad accogliere eventuali malesseri e sostenerli poi nel riuscire poi a gestire una situazione comunque particolarmente complessa come quella della situazione di emergenza sanitaria e della scuola che stiamo vivendo in questo momento.
valori della cooperazione hanno contribuito a disegnare il volto attuale della nostra comunità regionale. Di questo passato e di cosa ci aspetta nel futuro parliamo col professor Andrea Zanini, docente di storia moderna all'Università di Udine, qui proprio a Udine. Professore Zanini, in Friuli Venezia Giulia la cooperazione ha sulle sue spalle 130 anni di storia. Dal suo punto di vista, proprio di studioso, quale contributo ha dato al modellamento della nostra attuale regione? Beh, la tradizione della cooperazione in Friuli Venezia Giulia è veramente una cosa importante, un episodio molto importante nella storia della cooperazione in Italia. Va detto che nasce sostanzialmente come cooperazione alpina, quindi nasce in un contesto particolare, in un contesto che già a fine Ottocento era un contesto di difficoltà economica. Nasce come sostegno alla piccola proprietà alpina e per questo nelle politiche dell'inizio del Novecento, penso per esempio alle politiche degli anni 20 e 30, viene considerata come un elemento da modificare in termini di sviluppo. In realtà noi ci accorgiamo adesso che il mantenimento della piccola proprietà alpina, della realtà di villaggio, dove dopo le latterie si impiantarono anche la cooperazione di consumo, la cooperazione del piccolo credito e dopo la cooperazione di lavoro, il mantenimento di questi presidi fu fondamentale per tutta l'area alpina, prealpina e della piccola proprietà anche di pianura. Quindi l'apporto di questo eccezionale strumento fu fondamentale per lo sviluppo della regione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il grande sviluppo economico e industriale del Friuli, ecco, quello è un momento in cui mancano un po' gli studi per capire bene quale fu il contributo della cooperazione. E poi negli ultimi decenni, diciamo nello sviluppo più recente della nostra regione, naturalmente come dappertutto la cooperazione si è spostata verso fasi e settori del terziario che sono fondamentali per il mantenimento della coesione sociale, della solidarietà, del welfare. È un po' questa la chiave del futuro e della sfida futura della cooperazione. Ecco, diceva realtà alpina, sostegno alle piccole aziende, alle piccole imprese, alle famiglie che usano la cooperazione. Non è un caso che la prima cooperativa friulana è una latteria proprio in Carnia. Ecco, oggi riconosciamo che, non dico le latterie, ma le filiere agroalimentari sono essenziali anche in momenti di difficoltà per la nostra vita quotidiana, naturalmente. È un po' una fase di passaggio o secondo lei è una traccia che resterà anche nei prossimi anni? Ma io credo assolutamente che questa dell'agricoltura sarà una delle chiavi della trasformazione dello sviluppo non solo della nostra regione. Vorrei accennare 3 elementi. Il primo elemento è quello della sostenibilità, perché evidentemente l'agricoltura è uno dei settori chiave per impostare una economia a più livelli sostenibili. Noi adesso abbiamo in mente solo la sostenibilità dal punto di vista ambientale e sanitario, visto i tempi che corrono, però pensiamo per esempio alla sostenibilità sociale. Noi abbiamo visto come alcune filiere agroalimentari entrano in crisi, per esempio quando si chiudono le regioni o quando l'immigrazione dalle filiere bianche è completamente controllata dalle filiere nere del lavoro. Il secondo elemento per cui secondo me la cooperazione è fondamentale nell'agricoltura è sulla modernizzazione. In realtà processi produttivi, organizzativi, economici e naturalmente tecnologici devono andare verso un forte elemento di modernizzazione in tutti i sensi, per aumentare la produttività e per aumentare la sostenibilità, come dicevamo prima. Il terzo elemento naturalmente è quello della cura del territorio, rispetto alla quale l'agricoltura è un presidio fondamentale. La nostra è una regione che ha un territorio particolare, che ha una frontiera montana molto delicata e fragile. Anche in questo senso la cooperazione, più che entrare in competizione in settori rispetto ai quali l'azienda normale, avanzata, del capitalismo avanzato ha un grado di competitività insostenibile, deve curare questo tipo di agricoltura che è un presidio fondamentale per il territorio. Quindi ancora una volta una funzione sociale della cooperazione.
Solidarietà, mutualità, cooperazione sono i valori, come dicevamo, che hanno attraversato la storia della nostra regione. E per il futuro saranno valori che reggeranno ancora, che hanno ancora un senso per la nostra società? È fin troppo facile dire che devono reggere questi valori. Io credo che senza questi valori, proprio per il momento storico che stiamo vivendo, senza questo tipo di valori non sarà possibile uno sviluppo completo del nostro territorio. Pensiamo per esempio alla particolarità del capitalismo avanzato che si sta incrociando con la globalizzazione e si sta incrociando anche con la trasformazione tecnologica, la terza o quarta rivoluzione industriale. Vediamo uno sgretolamento dei diritti del lavoro, vediamo uno sgretolamento di quello che è lo stato sociale, il welfare, quindi in questo senso la missione storica della cooperazione penso che sia più attuale e più futura che mai. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. L'MTL, Messaggeria e Trasporti e Logistica, è una realtà nata nel giugno del 2016. Ci occupiamo, come dice il nome, sempre di trasporti e logistica, ma anche di pulizie. E siamo presenti sul mercato in maniera abbastanza elevata, sia con autisti che con i ragazzi della logistica. Siamo presenti sia nel territorio nostro che in altre province, ci spingiamo in tutto il nord-est più o meno. Il nostro personale, i nostri soci, perché sono soci, variano dai 18 ai 50 anni, 60 anni, accettiamo tutti, basta che si abbia voglia di lavorare. Come dicevo, siamo molto forti nella logistica e questo è dato dal fatto che con questa pandemia si sono moltiplicate, direi, le consegne fatte su ordini via internet, insomma. I nostri clienti sono più o meno tutti i corrieri nazionali e internazionali. Il nostro servizio è dare il mezzo, l'autista già formato, è una professionalità che ci fa sicuramente essere al massimo sul mercato, insomma. La cosa che ci preme di più in questo campo è la sicurezza. Noi formiamo i nostri soci dall'A alla Z, dalle protezioni individuali, la sicurezza del mezzo, il controllo del mezzo. E su questo non risparmiamo assolutamente, però è un nostro punto di forza che i nostri clienti sicuramente apprezzano molto. La Marmi Marangon di FMB Società Cooperativa è nata nel 2013 dopo l'acquisizione del ramo di azienda della precedente ditta, che era una società a responsabilità limitata, e dopo che il titolare è andato in pensione. Noi siamo tutti ragazzi che lavoravamo già qua in precedenza e ci è stata data questa opportunità di portare avanti la ditta che era in essere già da una trentina d'anni, acquisendola e trasformandola in una società cooperativa. Questo passaggio alla forma di società cooperativa è stato importante per valorizzare il lavoro fatto in precedenza, portare avanti la clientela che avevamo prima
e portare avanti soprattutto l'occupazione di tutti i dipendenti che erano già impiegati nella forma di società a responsabilità limitata. MTL lavora in tutto il settore del Triveneto, nel settore della logistica e trasporti principalmente, il cui fatturato copre circa il 90%, il resto del 10% è lavoro nel settore facility, quindi pulizie e sanificazione, soprattutto in questo periodo sono molto richieste. Nel settore trasporti abbiamo due divisioni, una divisione logistica che segue il outsourcing e la gestione di magazzini presso i clienti, che vuol dire sia la movimentazione manuale del pacco che con tutti i lavori adesso correlati come rilevamento dei volumi, controllo qualità, la rivelazione di danni. Non solo, c'è anche un discorso di trasporto, che per noi è molto importante, sia per il settore fresco sia per il settore secco. I nostri mezzi lavorano in tutto il settore del Friuli Venezia Giulia, ci fermiamo più o meno fino a Treviso per quanto riguarda la distribuzione, quindi riusciamo a offrire al cliente un'ampia gamma di servizi in tutto il trasporto. Abbiamo la possibilità di gestire anche pratiche, quindi tutto l'aspetto documentale del trasporto, quindi possiamo dare veramente a tutto tondo la possibilità a un cliente, anche a un privato, di poter affidarsi a noi per quanto riguarda la gestione del trasporto. In questo periodo del Covid è stato molto importante il settore della logistica, ha visto dei cambiamenti importanti, soprattutto nell'ultimo miglio dove stiamo lavorando noi, dove si sta affacciando anche la possibilità concreta di riuscire a lavorare con l'utente finale. Quindi come stanno facendo le grandi società come Amazon, eBay e quant'altro, c'è una maggiore richiesta direttamente dall'utente finale di avere direttamente a casa propria i prodotti che diversamente sarebbe andato a comprare nei negozi della grande distribuzione piuttosto che piccoli rivenditori. Le cooperative, pur rispettando tutti i contratti nazionali del lavoro, a quali sono vincolate già dal 2006, riescono ad avere però un rapporto diverso con il dipendente tramite il rapporto associativo e quindi facendolo sentire parte di un'azienda. Non c'è più quindi un rapporto di tipo verticale dove c'è un datore di lavoro nel quale deve dare degli ordini e il dipendente li esegue. Ma i dipendenti, partecipando alla vita sociale, riescono ad avere un rapporto più trasversale. Io stesso, oggi mi vedete in giacca e cravatta, ma mi capita spesso di dover lavorare a fianco dei miei ragazzi. Questo è un po' quello che vuol dire lavorare in cooperativa. Noi lavoriamo in un settore dove altre piattaforme invece hanno in questo momento una politica più aggressiva, sia nei confronti dei dipendenti, sia nei confronti della clientela. Hanno risorse sicuramente maggiori rispetto a noi che invece ci dobbiamo confrontare con un tessuto sociale limitato, non siamo grandi aziende multinazionali, ma comunque cerchiamo di competere in questo settore con delle società veramente strutturate a livello internazionale.